Genova e la Liguria alla ricerca delle origini. Il titolo dell'iniziativa di quest'oggi, qui a Palazzo Duris. Gino, quando vivevi a Boccadasse, io ero solo un bambino e la mia parrocchia era la chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse. Quando ho saputo della tua scomparsa, non sono riuscita a trattenere le lacrime. Il mio dolore era immenso ed è incredibile l'amore che è scatenato tra la gente di ogni età e classe sociale. Quando sei mancato anche il tuo amato Mar Ligure, che accoglierà le tue ceneri mortali, era molto agitato. Sono certo che le morti recenti di tuo figlio Giovanni e di Ornella Vanoni hanno accelerato la tua fine. Con grande sincerità, con le tue canzoni, hai raccontato te stesso, hai raccontato la tua vita, la tua calda voce, le tue dolcissime musiche e le tue parole così belle e profonde non tramonteranno mai. Tanti anni fa ti sei sparato al cuore per scoprire cosa succede dopo la morte. Gino, adesso lo sai, è un addio o un arrivederci?